Ci siamo, benvenuti e bentornati sul canale Team FS. Ciao ragazzi. Oggi posto nuovo, siamo a Ostellato. Non vi abbiamo mai portato qua, anche se è molto vicino a casa nostra. E abbiamo già un bel pesciotto catturato da Roland, che è un collaboratore del team Carpo School. Grazie anche ai suoi consigli e alle sue indicazioni abbiamo fatto questa pescata, insomma, con 3 approcci differenti, anche appunto per vedere qual era l'approccio che, diciamo, fruttava di più. Vuoi dire con cosa hai catturato qualcosa? Una Tiger bilanciata, una Tiger XXL di dimensioni generose, e ci stavamo apprestando a ricalare le canne e ci ha sorpreso. Partenza inaspettata, fulmina. Sì, decisamente un bel pesciotto. Ed era quello che aspettavamo. Sì. Speriamo sia la prima di una lunga serie. Speriamo, speriamo. Facciamo vedere, la rilasciamo. Facciamo vedere un bel pesciotto. Piccola, arrabbiatissima. Coloratissima. Un bel pesce, un bel pesce. Andiamo a rilasciarla e speriamo ci mandi no la mamma ma la nonna. Abbiamo effettuato una calata a 3/4 canale circa. Tendo a stare più staccato sia per la presenza di pali sommersi nello sfondo opposta, sia perché ho avuto pesci di taglia un po' più sostenuta, stando un po' più staccato dal cannetto, quindi pescando circa 3/4 canale. Un mix di particle, in questo caso abbiamo le granaglie di Carpo School, mais, canapa e colza, e adesso andiamo a riposizionare la canna dove è partita e speriamo bene. Brema. Oh, l'orario è buono. Un'enorme brema ragazzi, ma noi vogliamo le carpe. Vi racconto un po' la nostra giornata. Siamo arrivati questa mattina indicativamente verso le 8:30. Abbiamo osservato parecchio il canale per vedere appunto i segnali, i movimenti in superficie. Il canale sembra molto attivo, quindi molto entusiasti. Abbiamo incominciato a calare le nostre canne. Andrea ha tenuto una canna nel sottorivo e poi è stata la canna che gli ha regalato la brema di questo pomeriggio, e le altre 2 canne le ha calate nel sottorivo opposto. Stessa cosa per Roland. 3 canne sotto riva opposto, e stessa cosa ho fatto io, uguale a lui praticamente, 2 canne molto vicine al sottoriva opposto e una circa 2-3 metri di distanza. Adesso sta calando il sole e siamo molto fiduciosi per la notte, teniamo le dita incrociate e speriamo di vederci tra poco dal materassino. Sto facendo, chiamiamolo, classico terminale, o meglio quello che mi dà più sicurezza per quanto riguarda qua il canale di Ostellato, comunque il canale in generale, impostandolo spesso la pesca all'amur. Utilizzo il Cruikshank WX, che sono molto robusti, forano molto bene, un blowout, così mi regolo
bene la distanza, essendo molto pignolo sulla distanza esca e amo, me la vado a giostrare. Lo utilizzo principalmente per montature bilanciate o pop-up, che a mio parere qua dentro mi evita un po' meno mangiate di pesci di disturbo, come bremi in questo caso. Insomma, un terminale che utilizzo da parecchio, con grandi risultati, diciamo pochi pesci persi. Solitamente tendo a fare terminali più lunghi della media, magari sul terminale pescando su fondali più duri lo vado ad accorciare. Qua tendo un fondale abbastanza morbido, tendo a fare terminali dai 30 cm in su, pescando sulla melma anche abbondando 35-40 cm. Guarda che ci saltano i pesci davanti, così aiuta a non affondare, affonda meno l'esca tutto il terminale. Comunque utilizzo trecce abbastanza di diametro generoso, però sono comunque molto morbide e si appoggia bene sulla melma, affondano un po' meno. In questo caso lo vado a fare di circa 30-32 cm e, come dicevo, generalmente sono sempre alla ricerca dell'amore in questi ambienti, quindi tendo spesso, se non quasi sempre, a innescare granaglie. E fare pasturazioni importanti sempre a base di granaglie. Adesso cosa hai innescato? Sempre Tiger, stesso innesco, aromatizzazione diversa. Questo che aroma è? Questo è il famoso Pink Panther di Purple School, aromatizzazione tutti i frutti o frutti rossi, comunque molto forte. Ovviamente, provando i terminali, abbiamo modo di bilanciare più o meno vogliamo. Sì, non era sotto riva, vabbè. Ma ci sono dei buchi là. Spera sì. Andrei in canna. Sta andando incontro al pesce. Andiamogli incontro anche noi. Andrea ci dice che è un bel pesce. Gran bocca, altro che. Un bel pesce sano. Appena dentro, non interno, spina di.
Ragazzi, sono le 9:20, stiamo finendo di cenare ed è partita a missile la mia canna più lontana. È partita una bella carpa. Un bel pesciolino. Il mio primo pesce ad ostellato. Come Tiger. Un mostro. Un bel pesciolino. Un bel pesce, signori. Una doppia Tiger con chicco di mais finto. Spettacolo. Felicissimo, gran soddisfazione. Al primo giorno già una bella cattura. Prima volta allo stellato, non potevo chiedere di meglio. Un gran bel pesce, ragazzi. Soddisfatto, felicissimo davvero. Canna che avevo nel sottoriva e durante la notte ho deciso di spostarla e mettere una terza canna sul sottospondola di là con le Tiger, pasturata mais e qualche pallina, e ha funzionato. Invece le altre ce l'ho pasturate con tante palline, poco mais, innescato palline, più che altro per evitare pesci di disturbo, ma in questo caso le Tiger hanno avuto la meglio, assolutamente. Un'altra brema enorme, per fortuna per ora tutte le canne hanno regalato. Ragazzi, sono le 2 di notte e ho preso un pesce bellissimo. Non per la sua stazza, ma per la sua forma. Una piccola perla di ostellato. Partita dalla canna centrale. Che pesce. Preso con le palline, ma domani ve ne parleremo meglio. Andiamo a rilascio. Siamo raga, sono le 5:20, passate 3 ore dall'ultima carpa, c'è davvero un bel freddo e tanta umidità, ma comunque qui ad Ostellato le carpe non mancano. Piccolina, ma in forma anche lei. In mezzo alla nebbia è partita, si
Sempre stessa canna centrale. Buono. Come on! Ieri per Andrea un pesce veramente chiaro e questa notte per me un pesce veramente scuro. Chissà da che cosa è derivato il loro colore. Piccolo pesciotto, ma sono ultra fiero dello spot e ultra fiero della cattura, catturato con le mitiche crowfish di casa Imperial Bait. Piccolo pesce fantastico. Vediamo anche l'altro lato. Bel pesciotto. Bocca fantastica. Andiamo a rilascio. Caricato il mio barchino circa con 500 grammi di boilers. Questo è il mio innesco. Metto comunque il sacchettino per essere sicuro. Lo so, ci sono pareri discordanti sul sacchettino nel barchino, ma a me non mi interessa. So che comunque è un buon utilizzo e glielo metto così, e poi do una spruzzatina di questo Signature Squid Casa Sticky, piccola spruzzatina sul mio terminale, sul mio innesco. Buongiorno. Tutto bene, direi. Un paio di pesciotti sono usciti e adesso colazione e vediamo insomma se riusciamo a tirare fuori qualche altro pesciotto prima di metterci a parlare delle tecniche di pesca. Buongiorno, vi voglio far vedere in velocità la montatura con cui ho preso il pesce più grande ieri sera, nonché il mio primo pesce, dallo stellato. Quella carpa l'ho catturata con uno spinner rig intrecciato, un chlor del 4 e una doppia tiger più chicco di mais finto innescato su un bait floss, un filo interdentale. Calata col barchino, ci vado a mettere anche un sacchettino attaccato l'amo. Una volta che la montatura tocca l'acqua, essendo attaccata al sacchettino, si stenderà bene, evitando eventuali aggrovigliamenti. Sul barchino ci ho messo un bel cucchiaione di mais e una bella smanciata di palline fruttate, Brana Scopex. Questa carne è posizionata davvero lontano, oltre i 100 metri. Sto pescando ridosso di una legnaia e dato che sto pescando con il nylon in bobina e sto pescando lontano, vicino a un ostacolo, non ci vado tanto vicino. Sto circa davanti alla legnaia, a 3/4 canale, ma comunque ieri sera è partita. Quindi ora cerchiamo di calare nello stesso identico punto, dato che abbiamo la luce,
E ieri col buio non sono riuscito a calarla nello stesso punto, ovviamente, è troppo lontano. Ma sono sicuro che ora con la luce farò di meglio e speriamo che parta ancora un altro bel pesce. Eccoci ragazzi, è giunto il momento di fare due chiacchiere sul luogo, sul posto dove ci troviamo. Ci troviamo nel canale circondariale di Ostellato, un posto direi con una fama ormai in negativo ma anche in positivo, un posto che conosciamo più o meno tutti. Due piccoli dettagli sul canale: è un canale lungo 55 km e diciamo che con esattezza non sappiamo neanche noi bene in che punto siamo. Sicuramente è un posto pescoso, tralasciando i vari commenti negativi che ha avuto in questo periodo, però il pesce c'è, infatti abbiamo visto grandissimo movimento nelle prime ore della giornata, l'acqua proprio bolliva, vedevamo code rosse a destra e a sinistra, principalmente al centro del canale. Il tratto, come dicevo prima, è lungo 55 km per una larghezza indicativa di 80-85 metri, poi ha dei picchi un po' più larghi, però questo è, diciamo, la sua larghezza media. Profondità, troviamo una profondità, anche quella una profondità media di circa 2 metri e mezzo, e abbiamo visto con l'ecoscandaglio che ci sono alcuni scalini molto importanti. Anche al centro li abbiamo trovati, quindi sicuramente se uno cerca un attimo qualche buon punto sicuramente può trovare qualcosa di diverso, diciamo, dal solito sottoriva opposto, ecco. Come ha detto Luca, sul fondale troviamo dei bei gradini, ma sul sottosponda, sia di qua che di là, troviamo anche diversi ostacoli che possono essere legnaie, piccole legnaie, e anche i pali di legno che ci sono per tenere sulla sponda. Certi pali vengono un po' in fuori, possono essere degli ostacoli per noi, ma anche dei buoni punti di riferimento, perché essendo comunque un canale con l'acqua corrente, magari un po' di sporcizia si ferma in questi pali di legno, ecco che crea cibo naturale, risorse naturali dove la carpa sicuramente ci va a girare. Quindi possiamo anche calarci vicino, stando molto attenti, perché la carpa la prima cosa che fa quando viene punta è andarsi a riparare in uno di questi pali, legnaie, quello che è. Quindi stiamo attenti, però può essere un buono spot. Infatti ho una canna su una legnaia, una piccola legnaia che poi vi faremo vedere meglio, una canna vicino a un palo di legno che tiene sulla sponda, e l'altra canna ce l'ho vicino a una sponda franata che crea un angolo con un canneto e la sponda franata. Anche lì perché vicino alla sponda franata? Perché la sponda, essendo franata, essendo caduta, va a muovere la terra e può essere un buon punto dove la carpa va a cercare cibo. Sì, per adesso Andrea ha calato le canne in 4 punti, poi dopo uno l'ha cambiato, ma tutti e 3 punti, tutti e 4 i punti hanno regalato 3 Poi, punti sotto riva, carpe. tra l'altro un bel pesce anche. Sì, Essendo il tuo primo pesce, direi che io pesce stellato mi chiamo più che fortunato, una regina bellissima, in forma, più che sì, fortunato. un bel pesce. bel pesce. L'ho presa sulla legnaia e per fortuna non ha puntato dritto sulla legnaia, ma ha puntato più verso il centro. Ho rischiato molto, ma la fortuna mi ha baciato. Carpa in sacca. Carpa nel guadino, un bel pesce. E appunto ragazzi, come dice Andrea, la prima carpa di Roland ieri sera era riuscita a fare il giro intorno alla legnaia o no? Sì. Fortunatamente, forzando un po', siamo riusciti a tirarla fuori. Mi ha segnato un bel pezzo di nylon. A differenza di come diceva Andrea, io pesco con uno 0,40 diretto. Con quel tipo di filo mi trovo abbastanza bene, pesco col 40 diretto, non ho grossi problemi.
Un bel filo importante. Sì, un dai. 40 diretto in nylon è il minimo indispensabile per affrontare queste acque qua. Quindi abbiamo avuto la risposta insomma che il pesce Sì, era sì. presente. Il primo giorno è arrivato subito. Anche la cattura di Andrea ha detto a dimostrare insomma che le cose erano fatte bene, il pesce era in zona, Sì. anche perché stiamo pescando in circa 300 metri di canale Ah sì, abbiamo preso una bella fetta di... e nonostante questo comunque variano abbastanza gli spot, perché dove pesca Andrea ci sono varie strutture, vari alberi sommersi, alberi nella sponda opposta, che sono i rusticani, che in estate sono ottimi posturatori. E io invece sto pescando su una bella fetta di cannetto, mentre dalla parte opposta anche te vedo che comunque c'hai cannetto, terra fradata, Sì. alberi, insomma. Sono dei begli spot. Gli spot ci sono, io mi sono concentrato un po' anche nella zona verso il tre quarti, adesso ho calato una canna più verso il centro canale, perché comunque c'è tanta mossa a galla, si vedono tante carpe a galla qua e là. Al centro c'è abbastanza morbido, c'è un po' più di melma rispetto dalla tre quarti in poi, dove comunque si pesca abbastanza bene perché c'è abbastanza duro, Sì, un fondale molto buono. pesca bilanciata e una canna nella melma la Ci prova. posiziono quasi sempre. Adesso sono circa le 11 di mattina del secondo giorno. Stanotte direi che è stata una notte abbastanza positiva, insomma, comunque per essere la prima volta che affrontiamo questo canale è andata decisamente bene, insomma. Come dicevi anche te sul fattore del pesce, di essere su un canale, c'è un po' da baciarsi i gomiti, insomma, per quel che si è visto in così poco tempo. Sì. Questo un po' anche grazie soprattutto a tanta gente della zona che nel passato, tornando al discorso anche della brutta fama del canale, Sì, di sì. tempo fa, diciamo, sì. Però sono state combattute tante guerre qua con l'antibracconaggio e tuttora vari attivisti della zona come Eurocat Club in questo caso, che opera molto qua nella zona, Sì, molto presente. fanno davvero tanti recuperi, quindi ripopolamenti su ripopolamenti, forse un po', e soprattutto grazie a loro che al giorno d'oggi possiamo usufruire, diciamo, di un contesto del genere che comunque è spettacolare, è un canale eccezionale, insomma, può regalare tante emozioni. E appunto grazie anche a questo gruppo di volontari, appunto, e anche grazie insomma ai carpisti e ai pescatori che dedicano il loro tempo comunque qui su queste sponde, il canale sta decisamente ritornando ai suoi giorni migliori, ecco. Diciamo che si sono riusciti a raggiungere vari accordi col consorzio, quindi comunque riusciamo a sapere quando l'acqua va giù, o magari ci avvisa per tempo, e vari ragazzi della zona, insomma, il lavoro permettendo, famiglia, quant'altro, chi riesce è sempre ben accetto. Però diciamo che comunque ci sono varie collaborazioni che, insomma, si riesce a intervenire per tempo. Il tratto che prima era, diciamo, rimasto al buio, rimasto nell'angolino, adesso è curato, è gestito e sta riprendendo luce, insomma, quindi abbiamo tantissime note positive su questo posto. Diciamo due parole sulla nostra tattica di pesca. Personalmente ho voluto improntare la mia sessione quadro stellato in modo abbastanza semplice, quindi un rig semplice, piombo a perdere, perché comunque qualche ostacolo c'è. Sto usando dei piombi un po' più pesanti sulle sponde là di là, perché appunto sto calando un po' più lontano, quindi volevo un piombo che mi teneva il filo ben in tiro. Infatti sto usando un 150 con la clip a perdere. Per salire ho Cassico Ledcore per tenere gli ultimi centimetri di terminale stesi e 10 metri di shock leader 35. Come inneschi e pasturazioni mi sono tenuto abbastanza sul basilare, anche lì,
portato dietro 10 kg di palline, fruttate, banana Scopex e circa 10 kg di mais. Ho portato sia le palline che il mais perché le palline che sto usando in questo periodo mi stanno regalando davvero tante emozioni sia in libera che in lago, quindi ho detto perché no, portiamole dietro, vediamo da stellato come funzionano, e insieme alla pallina sono voluto accompagnare una granaglia. Roland ha detto che appunto le granaglie qua vanno molto, lui ha fatto davvero dei bei pesci, ascoltando un consiglio da un pescatore che conosce bene il posto, ho portato dietro anch'io le granaglie. In realtà me le ha date Roland, infatti li ringrazio delle sue granaglie, quindi ho voluto pasturare con una pallina che sto iniziando a conoscere bene, che mi ha regalato molto, insieme a Nesca che qua funziona. Infatti il pesce si è visto subito dal primo giorno, il pesce si è visto tra comunque breme e carpe, le partenze ci sono state, quindi la postura ha funzionato. Alla fine abbiamo 3 impostazioni completamente diverse perché Andrea ha usato sia boilers che granaglie, te stai pescando invece solo con le palline, e io invece sto usando solo delle granaglie, ma più che altro per una mia cosa personale, in quanto nonostante siamo a fine stagione speravo ancora di vedere un qualche amur, qua ce ne sono davvero di grossi, e diciamo che il target, l'obiettivo per quanto mi riguarda è sempre lui, perché è un pesce che amo tantissimo. Io invece sto pescando con 3 terminali uguali, sto usando dei blowback anch'io, su tutte e 3 le canne, però pasturazione a base di granaglie, sto usando del mais, della canape della colza, innesco le Tigernet, ho utilizzato varie aromatizzazioni per gli inneschi, la pasturazione bene o male la stessa, mi sono avvicinato un po' di più alla sponda opposta, inoltrandomi un po' nel cannetto, mentre quella canna sono quasi verso il centro canale, avendo visto tanta mossa, e niente, adesso spero anch'io di vedere un altro pesciato sul materassino prima della fine della sessione. Per la tattica direi che non ci sia altro da aggiungere. Ognuno comunque sta affrontando in un modo diverso. Cioè, E io, a differenza di Andrea che ha fatto un mix, Roland che ha usato solo granaglie, io ho usato solo boilers. I risultati sono arrivati, ho catturato la mia carpetta con un omino di neve Crowfish di casa Imperial Bait, un'esca che per adesso mi sta regalando grandi soddisfazioni. Per adesso sono sincero con voi, l'ho provata solo 3 volte, ma 3 volte, 3 acque diverse, 3 sì. catture, sì, molto più di 3 catture, però hanno sempre colpito, e molto soddisfatto, insomma, molto soddisfatto. Io ho fatto una pasturazione abbastanza massiccia con delle boilers di casa Starbite, e niente ragazzi, adesso sono appunto circa le 11:30 o 11:30, sole alto, canne ben posizionate, speriamo che la prossima clip sia una bella cattura. comunque è anche da far notare che siamo a metà ottobre e io sono maniche corte, in ciabatte, pantaloncini corti, Sì, c'è un bel caldo. Io sono ricoperto di mosche invece. Cioè, Una cosa impressionante. metà ottobre l'anno scorso felpa, braghe e pantaloni lunghi e nebbia anche. Chissà, Quindi chissà. abbiamo beccato anche un buon periodo, un buon tempo, un buon clima. Molto bene, dai. Piccoli dettagli tecnici ve li abbiamo mostrati e adesso speriamo di mostrarvi anche un altro bel pesce. Vai, 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 vai!
riuscito a entrare nei pali nell'arrivo apposta. Molto bene ragazzi, sessione conclusa. Eccoci qua, alla fine. Direi tutto sommato decisamente un'ottima impressione, una buona prima pescata e che dire, non potevamo chiedere di meglio. Andrea ha avuto un buon risultato, insomma, unendo mix granaglie e boilies, ma anche io e Roland andiamo a casa comunque con un bel pesciotto. Cappotto ce lo siamo tolti. Cappotto oggi anche no. È stato bello, è stata una bella pescata, 2 bei giorni in un posto di cui ci hanno parlato tantissimo, ma effettivamente non siamo mai venuti. Questa è stata la prima volta, soddisfatti, sicuramente ce ne saranno altre, presto speriamo, e vediamo quanti altri pesci e che pesci riusciamo a portare in camera. Qua ad Ostellato le prossime volte. Io vi aspetto per una futura sessione. È stato un piacere Piacere anche mio. averti conosciuto. Bene ragazzi, è giunto il momento di salutarvi, vi diamo sempre appuntamento a un nuovo video, ovviamente sempre nuovi spot con nuove carpe e nuove esche. Un saluto! Ciao! Alla prossima.